Circa 400 operai delle aziende di Albignasero hanno bloccato questa mattina strada Battaglia per protestare contro il decreto sul lavoro. Code e disagi per il traffico. Sentiamo altre notizie da Padova. Siamo allo sport, il calcio, nuova sfida per i biancoscudati domani a Livorno dopo i fischi in casa contro il Crotone. Mister Dal Canto ribatte alle critiche dei tifosi ai tifosi. Sentiamolo. Bene, chiudiamo proprio con lo sport, vedremo cosa succederà sul campo di Livorno. Intanto adesso vi lasciamo anche in compagnia del meteo. Che tempo farà il giorno di Pasqua? Scopriamolo. Arrivederci, grazie per l'ascolto. Lo tsunami che ha travolto la Lega Nord, sulla vicenda le dimissioni di Bossi interviene anche l'ex sindaco di Padova e onorevole Giustina Destro. L'uscita di scena del Senatur dice è un atto dovuto, è tempo di rifondare la politica e i partiti, ma sentiamola proprio ai nostri microfoni. Aperture dei negozi, centri commerciali nelle festività pasquali, a dirsi i contrari sono anche i padovani. Giorni di festa, dicono, sono per il riposo e per la famiglia. Per le associazioni di categoria il problema si ripresenterà poi anche il 25 aprile e il 1° maggio. Intanto sentiamo anche i commenti. Finisce qua il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e naturalmente buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Adesso invece la cronaca. Gestore del circolo ricreativo comunale di Abano Terme è stato denunciato da un marocchino per razzismo. Dopo una rissa sabato santo si era rifiutato di servire caffè e altre bevande ad immigrati. Sentiamo com'è andata questa storia. Gira in auto con 15 grammi di eroina, finisce in manette un 21enne di Vigonovo fermato dai carabinieri in via Vigonovese a Padova. Teneva la droga nascosta in un pacchetto di sigarette. Altre notizie anche della provincia. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale, non ci sono altre notizie, grazie per l'ascolto, ma vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci. Adesso invece siamo alla cronaca. 3 giovani denunciati dalla squadra mobile di Padova, accusati di aver in più occasioni svuotato il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria di Selvazzano, in 3 individuati in una telecamera nascosta nell'apparecchio. Guardiamo. Controlli dei carabinieri lungo le strade di Abano, nonostante nel pomeriggio i militari hanno fermato un'impiegata ucraina di 38 anni che si era messa alla guida nonostante un tasso di alcol nel sangue pari a 2,05. L'auto è stata sequestrata, non è l'unica notizia, altre anche dalla provincia. Adesso vi lasciamo con le previsioni del tempo, ma solo per pochi istanti. Rimanete con noi perché subito dopo ci sarà il risultato del sondaggio, non perdetevelo, a tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, siamo in finale proprio di telegiornale, quindi vi diamo il risultato del sondaggio che vi abbiamo proposto all'inizio. Il quesito era: ai pensionati i soldi dei partiti è giusto? Vediamo allora la regia che ci manda la grafica, scopriamo come hanno votato i nostri padovani. Allora il 93,3% ha detto sì, il 6,7% ha detto no. E questo era il risultato. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con la prima serata, questa sera alle 21, speciale Santoro, la mafia che uccide, appunto il titolo della puntata di oggi. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e naturalmente un buon proseguimento. Arrivederci. E ora la cronaca, presa dagli agenti della squadra mobile di Padova la banda delle edicole in manete un romeno, mentre gli altri 2 invece sono stati denunciati. Sentiamo. In bici per dire no alla costruzione della provinciale Bovolentana, un complemento del GRA, il grande raccordo anulare di Padova che su carta è destinato a finire in aperta a campagna ai confini tra 3 comuni, Ponte San Nicolò, Legnaro e Bovolenta. Si tratta, protestano i cittadini, di una cattedrale nel deserto costruita ma che temono appunto degli aggravi in un territorio che, come ben sappiamo, è già stato a rischio di alluvione. Guardiamo. Tragedia oggi sui campi di calcio. Pier Mario Morosini, 25 anni, giocatore del Livorno, durante il match con il Pescara nella cittadina abruzzese si è accasciato a terra. Vana la corsa in ospedale dove il giocatore è arrivato in arresto cardiaco. Ricordiamo che il centrocampista aveva giocato nel 2010 per mezza stagione con la maglia del Padova. E ancora calcio sui campi, doppia sconfitta per le squadre padovane. Tonfo in trasferta ieri sera nell'anticipo di Serie B del Padova, sconfitto per 2-0 dalla Juve Stabia. Pomeriggio da dimenticare anche per il Cittadella che in casa allo stadio Tombolato è stato battuto dall'Ascoli con un secco 1-3. Finisce il nostro telegiornale proprio con lo sport e vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci.
E ancora cronaca, cresce la paura a Salboro, quartiere di Padova, dopo la rapina in pieno giorno messa a segno al bar Mirò. C'è rabbia, esplode il titolare, non si può lavorare così, dice l'estetista che lavora al suo fianco. Si sentono abbandonati i cittadini che dopo una serie di rapini, assalti a bancomat dell'istituto di credito di quartiere e furti in abitazione chiedono più passaggi delle forze dell'ordine e l'arrivo delle telecamere. Le testimonianze. E il quartiere di Montà ancora nel mirino della malavita, colpo da 40.000 euro in articoli da regalo 2 notti fa in una cartoleria vicino alla sede della Lega Nord. I ladri hanno agito su commissione, allora vediamo le immagini del servizio. Beh, è un concorso che è una bella idea, intanto adesso però il nostro telegiornale finisce qua, vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, arrivederci. E ora la politica, la Lega Nord si prepara al congresso provinciale del 29 aprile, 2 concorrenti della segreteria, Roberto Marcato e Alessandro Paiusco. Intanto domani a Cittadella, domani sera arriva Calderoli e da domani mattina il via la raccolta firme in piazza contro Giuseppe Salvatore Riina. Le interviste. Ancora cronaca, blitz di polizia e carabinieri in tutta Italia con 7 arresti domiciliari, 6 obblighi di firma, oltre a 14 perquisizioni nell'ambito degli scontri avvenuti durante la manifestazione del 15 ottobre a Roma il 15 ottobre scorso, oltre agli arresti effettuati nei momenti successivi, ma sentiamo adesso intanto vediamo il servizio. Intanto adesso però vediamo un po' le previsioni del tempo. A tra poco. E con questa programmazione finisce anche il nostro telegiornale, non ci sono altre notizie. Grazie per l'attenzione e naturalmente una buona serata in nostra compagnia. Dunque, questa è la politica, ancora politica, le elezioni comunali di maggio, affollata la sfida di Saonara dove sono pensate ben 8 i candidati alla carica di sindaco, lasciata libera da Andrea Buso, la cui maggioranza di centrodestra è stata sfiduciata a settembre del 2011. Intanto conosciamo i primi 4 candidati in ordine alfabetico, ascoltiamoli. Va in pensione il cane antidroga più anziano tra quelli in servizio alla Guardia di Finanza. Con il suo fiuto, pensate, ha permesso di sequestrare nel corso degli ultimi 10 anni ben 10 kg di cocaina, 45 di eroina e 20 di hashish. Andiamo a conoscere questo pastore tedesco meraviglioso. E ora uno sguardo alla nostra programmazione, parliamo di solidarietà, diretta televisiva questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3 dal Teatro Olimpico di Vicenza. Ci sarà Veneto per la ricerca, maratona televisiva per raccogliere fondi a favore della città della speranza. Sul palco si alterneranno artisti e cantanti per un evento davvero unico nel proprio genere in Veneto. È davvero importante, seguite questo nostro evento. Adesso ci salutiamo, non ci sono altre notizie, vi lasciamo però in compagnia delle previsioni del tempo. Arrivederci, grazie.